sapere qual è il procedimento che determinerebbe questa qualificazione di imputato di reato connesso? Possiamo chiedere direttamente a lui. Possiamo chiederlo a lui direttamente. Senta, Anacondia, lei che pendenze c'ha? Che condanne ha? Io, Presidente, ho condanne per associazione a delinquere di stampo mafiosa, ho condanne per traffico di sostanze stupefacenti, plurimi omicidi, ho molteplici condanne. In concorso con chi? Concorso con migliaia di persone, Presidente. Compresi anche elementi di Cosa Nostra? Sia di Cosa Nostra che di 'Ndrangheta che di Sacra Corona Unita ed altro. E sei una formale eccezione, e allora... A noi non risultano allo Stato le ragioni per le quali Anacondia debba essere sentito come imputato di reato connesso. L'essere imputato o condannato ai sensi dell'articolo 416 bis non significa nulla, perché il 416 bis opera in Sicilia come in Lombardia, eccetera, eccetera. Apprendiamo che questo Anacondia è persona che non vive in Sicilia, non ci risultano dagli interrogatori i suoi rapporti di natura criminale con personaggi che facciano parte di questo processo. Questo difensore per di più, e ha anche le sentenze a disposizione, ha già avuto modo di occuparsi della posizione Anacondia, e ci sembra che Anacondia operi su tutt'altro versante. Questo allo Stato, prontissimi a chiedere scusa del tempo perso, ma ci sembra che l'accertamento debba essere compiuto con maggiore rigore, perché la conseguenza poi dal punto di vista processuale è fondamentale e il Tribunale lo sa benissimo. Signor Presidente, io non posso anticipare il contenuto della dichiarazione, ma a me risulta che ha avuto rapporti con esponenti di Cosa Nostra, di cui fa il nome e cognome. Parla anche di esponenti di Cosa Nostra come Bontate e Inzerillo, e mi pare che siamo in tema, se non è in tema Bontate e Stefano in questo processo. No, il problema è se lui nelle sentenze di condanna è stato condannato per fatti che riguardano anche... Se in carcere parla con mafiosi siciliani... Il problema è il tipo di connessione che il tipo di connessione è che l'organizzazione criminale di cui faceva parte Anacondia aveva rapporti stabili di collegamento anche con Cosa Nostra. Quindi non si tratta di due associazioni completamente separate, ma attraverso uomini di cerniera non c'erano questi rapporti. Poi la linea del pubblico ministero è garantista. Se si ritiene di doverlo sentire come testa, a noi sta benissimo, non abbiamo nessun problema. Che ci siano rapporti tra Cosa Nostra, altre associazioni, questo lo possiamo dare tutto per scontato. La posizione è quella del signor Anacondia, quindi deve essere indicato un processo che determina la connessione. Se non abbiamo questo processo per le mani, deve essere sentito, noi non è che intendiamo, deve essere sentito come testimone, cioè se manca la prova della connessione, la soluzione tecnica è quella, si procede nei suoi confronti al suo esame come testimone. Questo è il punto, non è che ci opponiamo. Problema, se si ritiene sentito come testimone, lo sentiamo come testimone. E allora il Tribunale ritiene che la soluzione sia quella di onerare il pubblico ministero, di dimostrare la connessione e quindi di rinviare l'audizione di Anacondia ad altra data. Perché non possiamo correre il rischio, non abbiamo neanche un certificato, niente. Scusi, signor Presidente, così per evitare di sprecare un'udienza tra le pochissime che abbiamo a disposizione. La linea del pubblico ministero, soprattutto nella fase delle indagini preliminari, è stata improntata al garantismo più severo, nel senso di assicurare a qualsiasi persona che risultasse far parte di organizzazioni di tipo mafioso che sono in stretto collegamento con Cosa Nostra siciliana la possibilità di avvalersi dell'assistenza di un difensore di fiducia. Quindi questa linea noi riteniamo che corrisponda alle effettive esigenze di qualsiasi dichiarante che sia stato, come nel caso dell'Anacondia, già condannato per omicidi la cui matrice è quella che egli stesso ci ha indicato, e che lo vede imputato
di fronte a corti di assise della Lombardia e della Puglia per fatti di associazione che, come già si vede dalle stesse dichiarazioni esistenti in questo processo, vedono quelle associazioni, la Sacra Corona Unita, della quale egli non ha fatto parte ma con la quale ha collaborato, come risulta, ripeto, dalle dichiarazioni stesse e come prevedibilmente ci dirà anche oggi, lo mettono in una condizione tale che potrebbe rendere delle dichiarazioni potenzialmente lesive del suo diritto di difendersi anche tacendo. Poi non sfuggirà ad alcuno che l'Annacondia è un coassociato di Marino Pulito. Marino Pulito è già stato sentito nel presente dibattimento. Per il Marino Pulito è stata adottata senza contestazione alcuna la linea della garanzia di farsi assistere da un difensore di fiducia nel rendere le sue dichiarazioni. Tutto ciò premesso, l'ufficio del pubblico ministero non ha comunque alcuna obiezione da muovere nel momento in cui si dovesse affermare che questo presidio alle difese del cittadino indagato o imputato, anche potenzialmente in un procedimento connesso o collegato, vadano ridotte, soprattutto in considerazione del fatto che diciamo che una richiesta del genere promana da difensori e quindi da una parte sicuramente insospettabile. Il pubblico ministero comunque ribadisce che la propria linea è stata improntata e sarà sempre improntata in futuro a questa assicurazione delle garanzie più ampie possibili a chiunque, anche potenzialmente con le proprie dichiarazioni, possa ledere i propri diritti di difesa. Dico tutto questo. Sì, Presidente, quale difensore di Anacondia, anche se di ufficio, io mi devo associare alle richieste del pubblico ministero, che trasformare Anacondia in questo momento da indagato di reato connesso a teste, in questa sede potrebbe avere ripercussioni negative sulla posizione processuale dell'Anacondia stesso. D'altra parte io credo che quando il PM e il pubblico ministero stesso che chiede la citazione di un teste quale indagato di reato connesso è conscio della svalutazione processuale che ciò comporta e però garantisce una difesa. Ora io penso che questa svalutazione processuale della prova sia riconfermata dall'esigenza di garantire la posizione processuale dell'Anacondia. Per questo motivo mi associo alle richieste del pubblico ministero. Presidente, le garanzie del cittadino vanno assicurate se ne ricorrono i presupposti, questo è evidente, quindi la prima parte dell'intervento del dottor Natoli ci trova consenzienti in linea di principio, però il problema è di vedere se ad Anacondia spettano o non spettano queste garanzie. Noi non intendiamo sollevare quindi un problema contro Anacondia, l'interesse della difesa è contrapposto, noi vorremmo che tutti venissero sentiti come testimoni e il Presidente lo sa perfettamente. Laddove questo non è possibile pieghiamo il capo di fronte ad una norma discutibile, ma se con riferimento alla posizione di Anacondia non si dimostra l'esistenza di un procedimento rispetto al quale scattino i rapporti di connessione, Anacondia non può che essere sentito come testimone. Questa è la nostra situazione e siccome allo Stato non c'è prova, non può che essere sentito come testimone. Questa è la nostra situazione e siccome allo Stato non c'è prova, può essere fin da questo momento sentito come teste. Se nel momento in cui dovessero essere formulate delle domande, si rappresentassero delle situazioni rispetto alle quali l'Anacondia deve essere avvertito che può valersi dalla facoltà di non rispondere perché si presentano delle posizioni rispetto alle quali potrebbero insorgere pericoli per la sua libertà, per la sua posizione, sarà il Tribunale stesso a far presente ad Anacondia che su quel punto può valersi dalla facoltà di non rispondere. Questo mi pare che sia il modo di procedere più immediato e corretto. Mi scusi signor Presidente, ma Anacondia parlerà di Cosa Nostra, giustamente di processi per conto di Cosa Nostra. Se non c'è una connessione tra queste dichiarazioni e questo processo, io non so cos'è la connessione. Parlare non vuol dire che ci sia connessione. Si è conosciuto in carcere una persona,
Quasi di dire, tanto il dato connesso, ritenuto che l'esame dell'anacondia è stato richiesto dal pubblico ministero ed ammesso dal Tribunale affinché lo stesso riferisca tra l'altro sulla propria appartenenza ad organizzazioni criminali collegate a Cosa Nostra, su rapporti intrattenuti dai rispettivi sodalizi criminosi con esponenti del mondo istituzionale e politico, in particolare con l'imputato Andreotti o con altri soggetti a questi collegati, nonché sulle interferenze di Cosa Nostra e di Andreotti in procedimenti giudiziari, che su tali fatti egli è chiamato a deporre proprio nella qualità di imputato di un reato associativo, la cui prova influisce sulla prova del reato contestato all'imputato nel presente dibattimento, che pertanto il presente procedimento e quelli instaurati a carico dell'anacondia sono probatoriamente collegati ai sensi dell'articolo 371 comma 2, lettera B del codice di procedura penale, divisa che l'anacondia deve essere esaminato con le garanzie previste dall'articolo 210 codice di procedura penale, secondo quanto disposto dal comma 6 di tale norma. Per questi motivi dispone di procedersi all'esame di Anacondia Salvatore nella qualità di imputato di reato connesso. E allora ripristiniamo il collegamento. Mi sentite? Presidente, un attimo che facciamo entrare Anacondia. Sì. E allora l'assistente giudiziario si accerti che all'interno della struttura non vi sono altre persone oltre lei e l'Anacondia, è così? Sì, c'è il signor Anacondia ed io. Va bene, può procedere il pubblico ministero. Signora Anacondia, sono il pubblico ministero. La prima domanda è: lei ha conosciuto una persona che si chiama Marino Pulito? Mi sente, signora Anacondia? Sì, la sento. Ha sentito la domanda che le ho fatto? Sì, avevo il microfono spento ed è stato attivato il microfono. Con Marino Pulito vi sono stati intimi rapporti. Ho capito. Quando lo ha conosciuto? Marino Pulito io lo conobbi nell'estate, nel fine agosto 1989. Ecco, e quale fu il motivo di questa conoscenza? I motivi della conoscenza con Marino Pulito furono derivati dal fatto che io ospitavo nel mio paese un latitante calabrese, tale Giuseppe Lia. Tale Giuseppe? Lia Giuseppe, L Livorno, I come Imola, A come Ancona. Ho capito. E quindi cosa è successo? Dato che Lia pretendeva un debito non pagato da Marino Pulito per una vicenda di un camion, ci fu fatto un incontro che dovevo presenziare io a questo incontro con Marino Pulito per chiarire tutta la situazione. Ho capito. Senta, lei sa se Marino Pulito ha fatto parte di un'organizzazione mafiosa, criminale? Marino Pulito era un responsabile del gruppo Modeo su Taranto, che operava in Taranto e provincia. Responsabile per un settore particolare o così, per tutto? Marino Pulito era un capozona nella zona di Palagiano, Faggiano, Pulsano, tutte quelle zone là, doveva dare conto ai fratelli Modeo. Lui era responsabile per quanto riguardava lo stupefacente, le armi e le estorsioni. Ho capito. Senta, ci può spiegare esattamente com'era questa organizzazione dei fratelli Modeo? Intanto chi erano questi fratelli, che importanza aveva questa organizzazione criminale, che tipo di rapporti ha avuto lei con l'organizzazione dei fratelli Modeo? I fratelli Modeo era un gruppo organizzato in tutta Taranto, come ho detto, e provincia. Deteneva il monopolio nella zona, con contrasti con il fratellastro Antonio Modeo, detto il messicano.
Scusi, intanto per precisare, i fratelli come si chiamavano? Così la seguiamo meglio. La famiglia Modeo era capeggiata da Riccardo Modeo, Gianfranco, Claudio Modeo da un lato e Antonio Modeo da un altro lato, che si contrastavano nel territorio. Ho capito. Quindi prosegua il suo racconto. Ha detto che c'era un contrasto con questo Antonio Modeo, che lei ha definito il fratellastro, se non ho capito male. Il fratellastro. Sì. E questa organizzazione dei Modeo era un'organizzazione rilevante, una piccola organizzazione, ci faccia un pochettino capire, era ramificata, di quale attività criminale si occupava, solo di estorsione, stupefacenti, ci dia un pochettino il quadro della situazione. Come ho detto, il gruppo Modeo controllava tutte le attività, sia illecite che attività di estorsioni, pagavano tutti quanti il pizzo al gruppo Modeo. E avevano intimi rapporti con gente di Rosarno, della 'ndrangheta calabrese, e con Napoli, nella zona di Giuliano. Questi agganci, questi rapporti con famiglie sia in Calabria che napoletane che a Milano erano tutte amicizie collegate con Marino Pulito. Ho capito. Senta, lei faceva parte di una diversa organizzazione? Io cappeggiavo un gruppo autonomo nella zona del nord barese e zona abbastanza anche su Bari anche. Ho capito. Quando lei dice autonomo cosa vuol dire? Che non era inserita nella Sacra Corona Unita? Perché non facevo parte della Sacra Corona Unita, in quanto la Sacra Corona Unita, dottore, fu riconosciuta sia nel Salento che nel Brindisino. Tutto il resto, per quanto riguardava il territorio di Bari e il territorio di Foggia, vi erano intimi rapporti ma non collegati tra di loro. Ho capito. Senta, lei, ecco, il suo gruppo, diciamo, che tipo di rapporti ha avuto con l'organizzazione Fratelli Modeo? Lei poco fa ha fatto accenno, se non ho capito male, a una guerra, qualcosa di questo genere. Vuole ritornare sul punto? Non ho capito, dottore. Ecco, le chiedevo che tipo di rapporti ha avuto il gruppo del quale lei era a capo con l'organizzazione Fratelli Modeo. C'è stato uno scontro, c'è stata un'alleanza? Io, per virtù di quell'episodio che mi incontrai con Marino Pulito, poi non ci fu possibilità di incontrarci nel punto stabilito, mi recai personalmente a Pulsano, nel territorio proprio, nel quartier generale di Marino Pulito. E fu lì che, dopo che ci presentammo, lui fu talmente contentissimo di conoscermi perché mi conosceva solo di nome, e dato che lui aveva messo a conoscenza i fratelli Modeo, che in quel periodo erano nati tanti, fu proprio perché io avevo una grossa amicizia con Gianfranco e con Claudio, perché eravamo stati detenuti insieme al carcere di Lecce. Gianfranco e Claudio Modeo, naturalmente. Claudio Modeo. Sì. Solo che con Riccardo Modeo non c'era stata occasione di conoscerci personalmente, ma ci conoscevamo di nome. Lo stesso Riccardo a invitare Marino Pulito di chiedermi se era possibile passare dal loro rifugio quel giorno stesso. Dopo aver discusso con Marino di alcune cose, lo stesso mi chiese se potevo fornirgli stupefacenti e armi. Io dissi che non vi erano problemi, ma era necessario che parlavo prima con Riccardo e Gianfranco. Ci recammo nel rifugio a Montescaglioso e lì facemmo la presentazione con Riccardo Modeo e loro stessi furono molto contenti di avermi lì in quel momento. Nacque questa fratellanza, questa unione, e unificammo i due gruppi, il gruppo Modeo e il gruppo mio. Iniziai a collaborare intensamente con i fratelli Modeo al punto tale di scambiarci anche qualche omicidio. Io, diciamo, per la mia alleanza che ebbero i fratelli Modeo, vinsero la guerra in corso che vi era, che ci furono svariate decine di morti vi furono, e io fui l'autore dell'omicidio di Antonio Modeo, il messicano, e l'ammazzai personalmente io. Fui il mandante di Salvatore De Vitis. Cioè dell'omicidio di Salvatore De Vitis? Fui il mandante dell'omicidio di Salvatore De Vitis, che fu ammazzato a Cusano Milanino.
fui l'autore di un altro omicidio, di un altro affiliato che lo feci sparire. Insomma, i nostri gruppi erano 2 corpi e un'anima erano. Abbiamo capito. Io fornivo. Senta, il gruppo del quale lei era a capo aveva rapporti con Cosa Nostra e con l''Ndrangheta? Il mio gruppo, dottore, aveva rapporti non solo con gli esponenti di Cosa Nostra che di 'Ndrangheta, ma io ero riconosciuto sia in Italia che all'estero. Io ero figlioccio di Michele Rizzi. Michele Rizzi era un grosso personaggio, era di Andria, sto personaggio qua, ma risiedeva a Milano da tantissimi anni. Michele Rizzi, io fui riconosciuto, ebbi l'investitura di santista proprio da Michele Rizzi. Michele Rizzi era un compare, era un uomo che aveva un'investitura molto elevata, dottore. Lui era compare di Stefano Bentate, di Inzerillo. Inzerillo Salvatore? Inzerillo Salvatore, con i fratelli Bono, Giuseppe e l'altro mi pare Giuseppe e Alfredo Bono, coi Ciulla, era compare con Gioè Gambino. Ho capito. Senta, lei ha detto che grazie appunto all'investitura di questo Michele Rizzi ha raggiunto il grado di santista, ma il grado di santista non è della 'Ndrangheta? Dottore, io fui riconosciuto da Michele Rizzi, perché non c'è stata occasione di finire il ragionamento, fui riconosciuto da Michele Rizzi nell'89 alla presenza, la cerimonia si svolse in un ristorante che era di proprietà di mia moglie ed erano presenti esponenti sia di Cosa Nostra che della 'Ndrangheta calabrese. E chi erano questi personaggi presenti? Come, dottore? Chi erano queste persone di Cosa Nostra e dell''Ndrangheta che furono presenti in quell'occasione? Se le ricorda? Michele Rizzi rappresentava lui come padrino. Come contabile dell'onorata società presentava in fotografia Giuseppe Gambino, Joseph Gambino, l'italo-americano. Stefano Caponera della 'Ndrangheta calabrese era presente, Nunzio Scarabaggio era presente e in fotografia rappresentava anche Domenico Tegano, detto Mimmo della 'Ndrangheta calabrese, capo indiscusso della 'Ndrangheta. Ho capito. Della famiglia di Un chiarimento, quindi ho capito bene, il suo gruppo era una specie di articolazione dell''Ndrangheta, vuol dire questo? Ci spieghi un attimino. Dottore, il padrino era Michele Rizzi che era esponente di Cosa Nostra in Lombardia. Ho capito. Presidente, pubblico ministero, in fotografia che significa? Non abbiamo capito. Sì, lei poco fa ha detto, se non ho capito male, era presente in fotografia e ha fatto dei nomi delle persone. Che cosa vuol dire era presente in fotografia? Ci vuole spiegare questo passaggio? Dottore, una persona può presenziare fisicamente e se è impedito a presenziare alla cerimonia può presenziare in fotografia. Nelle carceri, vi faccio un esempio, dottore, sì. Nelle carceri, finché io ero a conoscenza di questo, si facevano affiliazioni tutti i sabati e anche fuori sabato, quando una persona doveva essere trasferita, doveva partire, si faceva un altro giorno riportando la data del sabato. Una persona, quando non è possibile presenziare alla cerimonia, può presenziare in fotografia, perché lui viene avvertito molto tempo prima che si deve celebrare questa investitura. C'è il suo consenso, automaticamente è presente in fotografia e fa le stessissime veci se era presente. Ho capito. Senta, vorrei capire un passaggio. Questo Michele Rizzi era quindi una persona che nella gerarchia criminale era sovraordinato a lei, una persona che le poteva dare ordini? Dottore, non sarebbe una scortesia interpretarla nel gergo malavitoso e dare ordini.
si danno consigli. Michele Rizzi era molto superiore a me. Ho capito, questo volevo capire. Quindi se Michele Rizzo le diceva di fare una cosa, un omicidio, lei avrebbe eseguito queste disposizioni? Perché si sentiva vincolato, mi faccia capire. Non vi erano problemi ad eseguire il suo ordine, dottore. Io, per conto di Michele Rizzi, andai ad ammazzare una persona a Milano, un antiquario, entrai dentro al suo negozio, gli sparai 3 colpi in testa. Fortuna sua, questa persona vive ancora, è rimasta paralitica, là, una cosa del genere. Ho capito. Non vi erano problemi. Un suo desiderio era un ordine, dottore. Ho capito. Ed era un ordine perché era un esponente di Cosa Nostra? Perché era un ordine? Ma era un ordine, dottore, nel senso che lui era il mio padrino. Ho capito. Michele Rizzi era una persona che la gente lo chiamava signor Michele, e per parlare con Michele Rizzi una persona doveva fare una domandina, nel senso che non è che Michele Rizzi era libero e disponibile in qualsiasi momento. Ho capito. Senta, ci può dare qualche altra indicazione sui rapporti che aveva il suo gruppo o il gruppo De Modeo con esponenti dell''Ndrangheta, oltre a quello che ci ha già detto fino ad ora? Il mio gruppo, dottore, con esponenti della 'Ndrangheta, io avevo rapporti con Melino Stefano Caponera, avevo rapporti con la famiglia Degano, avevo rapporti con la famiglia Libri, avevo rapporti con il gruppo di Peppe Flacchi, Franco Cocco, con Antonio Papalia, con Crotoneo, Giovanni Crotoneo che viveva a Torino e poi io lo ammazzai. Avevo un rapporto, dottore, con molte persone. Marino Pulito so che, perché mi costa a me, aveva rapporti con Rosarno, con la famiglia Pesce e con la famiglia di Pisano Salvatore. Vi erano intensi rapporti con molte famiglie, dottore, però tutto sul versante dei De Stefaniani. Cioè De Stefaniani è una corrente dell''Ndrangheta? La famiglia De Stefano, dottore, dopo la morte di Paolo De Stefano, chi prese tutte le redine in mano fu Domenico Tegano. Ho capito. Senta, ha sentito parlare a proposito dell''Ndrangheta di una persona che si chiama Salvatore Sigilli? L'ho sentito di nome da Marino Pulito. Perché? Mi pare che questo Sigilli era una persona che gravitava nella politica, nel comune, mi pare, una cosa del genere, dottore. Ho capito. Questo nome l'ha sentito fare a Marino Pulito. Senta, ritorniamo un attimo a Michele Rizzi, la persona di cui ha parlato poco fa. Ricorda se questo Michele Rizzi le ha mai parlato di un politico a Roma che era a disposizione di Cosa Nostra? Dottore, questo lo ebbi io a dichiarare a lei e all'altro dottore, mi pare. Al tribunale non conosce queste dichiarazioni, se può ripeterle. Sì, vi fu, dottore, diciamo, tra il rapporto, io ero il pupillo di Michele Rizzi e io gli dissi, perché io avevo degli ottimi rapporti su Roma per quanto riguardava la Cassazione, avevo rapporti con un grosso personaggio nel mondo imprenditoriale e gli dissi a Michele Rizzi che io, se lui aveva bisogno di qualsiasi cosa su Roma, nel senso che non è che io potevo dire a Michele Rizzi se hai bisogno, diciamo, tra compari si possono anche scambiare i favori quando necessitano. E il Michele Rizzi mi disse che non vi erano problemi di nessuna natura al mondo, anzi, disse, quando hai veramente bisogno non c'è bisogno di consumare fior di milioni, ma non c'è problema. E lui mi aveva parlato che loro avevano su Roma un grosso personaggio della politica. Dottore, per correttezza e per non scendere, perché nel nostro ambiente, dottore, a volte ci sono anche delle riservatezze, non mi è mai saltato in mente di chiedere chi era questo grosso personaggio. Figuratevi che nel 1990, una cosa del genere, fine dell'89-90, Michele Rizzi mi voleva portare a Torino e dovevamo andare a trovare o era un procuratore generale della Cassazione o era un presidente della Cassazione, che questa persona era in pensione, però era di Torino. Michele Rizzi e questo personaggio della magistratura qua erano come fratelli.
e dove Michele Rizzi doveva recare a casa di questa persona qua, che doveva portargli qualcosa o lo doveva raccomandare a qualcuno. Io ebbi dei contrattempi, dei problemi, non mi recai, ma Michele Rizzi andò ugualmente. Ma lui non mi ha fatto il nome di questo grosso politico di Roma. Di questo grosso personaggio politico di Roma, no? Non le fece il nome. Senta, Michele Rizzi, lei parlò a proposito di questo personaggio politico importante di Roma di un intervento nell'aggiustamento del cosiddetto processo Colletti Bianchi. Che cosa le disse? Michele Rizzi mi disse che grazie a questo grosso personaggio che avevano su Roma, quando vi fu il processo ai Colletti Bianchi, ed era un processo molto importante. Il processo che si svolse dove? A Milano. A Milano. Si ricorda il nome di qualche imputato di questo processo ai cosiddetti Colletti Bianchi? Vi era un altro tranese anche imputato, Antonio Virgilio. Sì. E che cosa le disse? Prego. Vi erano anche dei siciliani imputati in questo processo importantissimo. E che cosa le disse? Grazie all'intervento di questo grosso personaggio su Roma, di questo politico, il processo andò a buon fine per alcuni imputati importanti. Questo glielo disse Rizzi? Sì. Ho capito. Senta, andiamo a un punto più specifico. Lei nell'agosto del 1992 si trovava nel carcere di Ascoli Piceno? Nel 1992, dottore, per l'effetto del 41 bis, fui trasferito ad Ascoli Piceno. E lì nel carcere di Ascoli Piceno vi erano tutti e tre i fratelli Modeo, Riccardo, Gianfranco e Claudio, e vi era tutto il gota, diciamo, della criminalità organizzata pugliese. Dopo una settimana circa dal mio arrivo, dopo qualche giorno dal mio arrivo, arrivò anche Marino Pulito. Marino Pulito subito, come arrivò nel carcere di Ascoli Piceno, mise a conoscenza di tante e tante cose che riguardava il gruppo Modeo. Marino Pulito, dottore, era molto preoccupato quando arrivò ad Ascoli Piceno, perché lui, che si stava interessando prima del suo arresto, della revisione di un processo a carico di Riccardo e Gianfranco Modeo per l'omicidio Marotta, mi pare, che erano stati condannati a 22 anni con sentenza definitiva. Si stava già molto tempo precedentemente prima cercando di far accettare la revisione di questo processo. Marino Pulito, che proprio in quei mesi prima precedenti al suo arresto, tramite una persona, mi pare un calabrese, non mi ricordo chi fu, dottore, riuscì ad avere un colloquio con Licio Gelli a Roma. E con Licio Gelli Marino Pulito disse che si era incontrato in un albergo romano. Fatto sta che ne aveva parlato di questo, se poteva intervenire su questa revisione del processo, e Licio Gelli gli disse che non vi erano problemi, solo che in cambio Licio Gelli voleva che su Taranto si fondava, in Puglia, ma specialmente su Taranto si fondava la Lega del Sud. E Marino Pulito gli disse che non vi erano problemi di nessuna natura al mondo per quanto riguardava la Puglia e anche in Calabria, perché in Calabria vi potevano aderire, diciamo, poteva stare il consenso della 'ndrangheta calabrese. E Licio Gelli era l'ispiratore di questa Lega del Sud, cosa che scusi, Marino Pulito. Lega del Sud o Lega Meridionale? Meridionale, dottore, Lega Meridionale. Va bene, prosegua. La preoccupazione di Marino Pulito era che si era incontrato poi un paio di volte con Licio Gelli, e dato che erano venuti a scoprimento da me perché vi erano stati gli arresti, che nel suo magazzino carni erano state messe delle microspie, e lui ne aveva parlato nel magazzino carni, lui lo sapeva perfettamente ed era preoccupato perché aveva fatto il nome di Licio Gelli nel suo magazzino.
e di conseguenza Licio Gelli era diventato un coimputato suo. E allora la preoccupazione sua è che, di essere passato per un poco di buono. Dici come? E anche i fratelli Moteo e io stesso rimproverai Marino Pulito perché era suo facile parlare anche davanti a qualche persona che in quel momento poteva essere non dispensabile parlare. E Marino Pulito ci disse anche, specialmente in cielo, poi siamo stati una settimana in cielo insieme, che Licio Gelli, una delle seconde, mi pare la seconda volta che lui è stato in albergo a Roma, in sua presenza aveva telefonato a Giulio Andreotti e dice che Giulio Andreotti avrebbe detto a Licio Gelli di dire che non c'erano problemi, vi era senz'altro, quando sarebbe stato il momento opportuno, l'interessamento per quanto riguardava la revisione di questo processo. Questo Marino Pulito disse a lei e ai fratelli Modeo. Lui come arrivò nel carcere di Ascoli Piceno, se non proprio quel giorno stesso o il giorno dopo, ci mise a conoscenza della sua preoccupazione nei confronti di Licio Gelli. Io con Marino Pulito, come ho detto, sono stato quasi una settimana in cella insieme, poi io fui trasferito all'Asinara e Marino Pulito tutti i giorni che usciva il giornale, specialmente sul mattino mi pare, usciva sempre l'articolo di Licio Gelli, Marino Pulito, e Marino Pulito si preoccupava, dice Madonna, compadre, per colpa mia, dice, qua posso essere passato da pezzi di merda. E sì, non ti preoccupare Marino, tanto Cristiano capirà che non è che dici che tu hai fatto una spiata, poi ci hanno messo la microspia, e così. Senta, quando Marino Pulito raccontò a lei e ai fratelli Modeo questa particolare della telefonata di Gelli Andreotti, lei o i fratelli Modeo? Un attimo per favore. Signora Nacondia, è saltato il collegamento proprio quando lei stava dicendo le ultime parole. Stava dicendo, Marino Pulito non poteva dire cose false perché altrimenti sarebbe... E poi... Sarebbe morto il giorno stesso che avessimo saputo una cosa, che Marino Pulito ci avrebbe raccontato una falsità, dottore. Perché sarebbe morto il giorno stesso? Dottore, a prescindere da tutto che non eravamo persone, sia io che Riccardo Gianfranco, di essere detta una falsità, dottore. Ma poi, dottore, si stava parlando che Marino Pulito stava facendo dei nomi molto importanti e molto delicatissimi, dottore. Ho capito. Che... Senta, lei può fare uno sforzo di memoria per ricordare in quale occasione, in riferimento a quale fatto, Marino Pulito le parlò di questa persona dell'Ndrangheta che si chiama Salvatore Sigilli? Dottore... Se ce la fa, altrimenti niente. Questo nome di sto Salvatore Sigilli, mi pare, dottore, io è rarissimo che mi posso sbagliare, dottore, ma proprio in Ascoli Piceno mi pare che mi parlò di sto Salvatore Sigilli. Dovrebbe essere nel carcere di Ascoli Piceno, se non proprio in questi ragionamenti, mi pare. In questi ragionamenti della storia di Gelli? Sì. Ho capito. Signora Nacondia, lei ha mai sentito parlare all'interno della sua organizzazione del Presidente della Corte di Cassazione Corrado Carnevale? Dottore, io con Corrado Carnevale, diciamo, mi feci sistemare, chiamiamolo un processo, dottore. E in questo processo, dottore, noi fummo annullati 4 provvedimenti di custodia cautelare per imputazioni di associazione a delinquere, traffico di stupefacenti e plurimi omicidi. Perché lei dice ci facemmo aggiustare? Che vuol dire? Ci facemmo annullare, scusi. Che cosa significa? Che cosa successe? Ce lo spieghi? Dottore, successe che furono annullati. Se può fare un racconto ordinato su questo punto,
cosa succede, c'è una condanna, si rivolge a qualcuno, se ci può fare capire in modo ordinato, cronologicamente, quello che è accaduto. Sì, ora, se ci può spiegare quello che è accaduto. Accade, dottore, che io con l'avvocato di Terlizzi pagai 800 milioni per ottenere la scarcerazione di 4 provvedimenti di custodia cautelare. Chi glieli chiese questi 800 milioni? L'avvocato di Terlizzi. Ma glieli chiese come onorario, come parcella, l'avvocato di Terlizzi? La parcella dell'avvocato di Terlizzi era una cosa a parte, dottore, quei soldi andavano a Roma. A Roma a chi? Al presidente Corrado Carnevale. E chi glielo disse questo? L'avvocato di Terlizzi. Cioè, su questo punto che cosa le disse specificatamente l'avvocato di Terlizzi? Ho bisogno di Dottore, 800... dopo che vi furono gli arresti, dopo gli interrogatori, io dissi di darsi da fare all'avvocato di Terlizzi perché lui me ne aveva parlato quando... Furono gli arrestati. Prego, continui, prego. Stava dicendo? Non vi erano problemi, vi era la strada per Roma. Quando successe l'occasione giusta, dissi a Mimmo di Terlizzi di muoversi, di operare subito perché avevo urgentemente fretta di uscire dal carcere. Mi scusi, lei era stato arrestato per quale reato? Il reato che ero stato arrestato era il reato di associazione a delinquere, traffico di stupefacenti e una lunga serie di omicidi. Chi è che l'aveva fatto arrestare? Quale autorità giudiziaria? L'autorità giudiziaria di Trani, il dottor procuratore Pasquale Drago. E lei fu arrestato da solo o insieme ad altri suoi complici? Io e altri 3, di cui un fratello mio Che si chiama? e 2 bracci destri mia. Ma io già ero venuto a conoscenza, Mi scusi, signora Anacondia, andiamo per ordine. Lei fu arrestato insieme a suo fratello che si chiama? Leonardo, E poi altri 2 che si chiamano? Edano Nicola e Stregolo Michele. Quando fu arrestato? 1 ottobre 1991. No, bene, che cosa succede a questo punto? Ricontinui. A questo punto, dottore, io sapevo che vi erano altre inchieste che stavano scoppiando da un momento all'altro, dove mi vedevano anche imputato a me come capo in queste altre operazioni che vi stavano per scattare fuori. Gli dissi di muoversi e di darsi Disse di una muoversi a chi? All'avvocato di Terlizzi? Sì. Continui. Fatto sta, dottore, che nell'arco di 20 giorni, fu proprio il giorno del mio compleanno, che l'avvocato di Terlizzi mi disse tutto ok e bisognava fare il pagamento, e questo pagamento, dottore, avvenne in 2 tranche perché non li portò tutti insieme, mio fratello gli 800 milioni, li portò in 2 tranche. E come fu? In contanti, in assegni? Tutti in contanti, dottore. E a chi le avete consegnato questi soldi? Consegnò all'avvocato Domenico di Terlizzi. Il quale nel prenderseli che cosa disse? Forse, dottore? Il quale prendendosi questi soldi che cosa vi disse quando gli avete portato i soldi? I soldi dovevano andare a Roma, dottore, e così avvenne, così fu tutto sistemato, dottore. Scusi, quando lei dice andò a Roma, le disse andò a Roma come città o le disse deve andare a una persona o a delle persone determinate che stanno a Roma? Dottore, il rapporto che di Terlizzi l'aveva con Corrado Carnevale, l'avvocato Aricò, poi collaborava in tutto questo anche l'altro avvocato mio che era Aurelio Gironda. Lei ha detto aveva un rapporto anche con l'avvocato Aricò? Ho capito bene? Giovanni Aricò. Ho capito. Mi scusi, torniamo un attimo su questo punto. In particolare, per quanto riguarda il presidente Carnevale, l'avvocato di Terlizzi che cosa le disse? In merito a che, dottore? In merito all'annullamento di questa ordinanza, che cosa le disse? Dottore, Io non posso parlare delle vedono semplificazioni, problemi. ma il senso della domanda è: può entrare nel dettaglio, concretamente, praticamente, che cosa le disse che avrebbe fatto con Carnevale? Con Carnevale, dottore, quando lui mi portò la sicurezza, la certezza che i provvedimenti sarebbero stati annullati. Sì, ma lui con chi aveva parlato? Dottore, a me non interessava sapere con chi aveva parlato, lui mi disse che con Corrado Carnevale vi era stato già tutto sistemato. Ho capito. Lei ha fatto riferimento all'avvocato Aricò, non ho capito bene cosa c'entra l'avvocato Aricò.
mi fu suggerito che bisognava ungere anche all'avvocato Giovanni Arrigò su Roma, perché lui era il terminale tra Corrado Carnevale, di Terlizzi e di conseguenza a me. Io, dottore, mandai 50 milioni anche all'avvocato Giovanni Arrigò. Come glieli mandò? A Roma, Ma personalmente o tramite qualche altra persona? tramite l'avvocato Gironda, Aurelio. Avvocato? Aurelio Gironda. Aurelio, quando è che furono versate queste somme? Gli 800 milioni e i 50 milioni? In che periodo siamo? Quanti giorni dopo il suo arresto e quanti giorni prima l'annullamento dell'ordinanza? Dottore, quando furono portati i soldi furono portati perché ci fu l'incidente probatorio a novembre, e fu a novembre che l'avvocato Terlizzi disse che bisognava già sistemare tutto quando era la contabilità dei soldi. Scusi, per capire una cosa, i soldi furono dati prima dell'annullamento, dopo, una parte prima, una parte dopo, ci può chiarire questo punto? Dottore, la seconda tranche fu data poco prima del 20 di gennaio, perché l'udienza si tenne il 27 di gennaio, e in questa fase di tempo tra l'ottobre dell'arresto e la fase dell'udienza, che fu il 27 di gennaio. Di che anno? 27 gennaio di che anno? Gennaio 92 e ottobre 91. Perfetto, vado avanti. In questa fase, dottor, di tempo, in questa fase di tempo ci furono anche dei rinvii, perché l'udienza si doveva tenere il 13 di dicembre. Purtroppo non presiedeva Carnevale quel giorno l'udienza. L'avvocato Gironda fece due righe dicendo che lui quel giorno chiedeva il rinvio perché era impegnato per un altro processo. Il giorno 20 di gennaio, dottore, non si poté fare quella data perché il presidente Corrado Carnevale era impegnato a Napoli, che doveva essere sentito come testimone sul fallimento della flotta Achille Lauro. Si tenne l'udienza del 27 di gennaio e io sapevo già tutto, e c'è anche un'intercettazione telefonica dal carcere di Foggia, perché io il sabato precedente mia moglie l'avevo già tranquillizzata che stavo uscendo, però mia moglie si doveva tenere i contatti con l'avvocato Pondrelli Luigi, che stava pure lui a Roma quel giorno. A me mi serviva soltanto sapere se l'udienza si stava celebrando, basta. Allora, l'avvocato Contrelli ha detto, scusi, com'è? Contrelli? Con la C? Come Palermo. Sì, come Palermo. Ah, Pontrelli. L'avvocato Pontrelli, continui. Sì. L'avvocato Pondrelli doveva dire sì, ok, si sta celebrando, perché a me interessava sapere se si stava celebrando. Quindi mi scusi, lei disse a sua moglie prima ancora dell'annullamento che l'ordinanza sarebbe stata annullata, ho capito bene? Sì, dottore, ma io già se questa conversazione telefonica è stata intercettata, ho capito bene? Il carcere di Foggia, dottore, perché? Va bene, prosegua, vada avanti. Mi fa parlare, dottore? Sì, scusi. Io con mia moglie ero rimasto d'intesa che la domenica l'avrei telefonato, perché avevo 2 telefonate autorizzate, l'avrei telefonato e il nostro doveva essere il significato che io dovevo chiedere i bambini come stanno, e lei mi doveva dire stanno male la domenica. Così il giorno dopo io avrei ritelefonato di nuovo dal carcere e le avrei chiesto come stanno i bambini, e lei mi avrebbe detto, se si stava celebrando l'udienza, mi avrebbe detto i bambini stanno bene. Fatto sta, dottore, che ci fu un equivoco poi il giorno dopo, il lunedì. Fatto sta che la domanda, l'istanza per la telefonata era stata smarrita, una cosa del genere. Io feci telefonare poi da un brigadiere del carcere di Foggia, e lui al ritorno disse: Salvatore ha detto che i bambini stanno tutto a posto, stanno bene. E questo era molto prima del fatto che usciva la sentenza della Cassazione. Io ero già pronto, dottore, dalla mattina mi avevo fatto già la barba, mi ero vestito, avevo un abito addosso, cravatta, tutto. E si figura, dottore, che quel giorno si doveva discutere nel carcere una partita di calcetto dove io giocavo.
e non giocai quel giorno perché ero pronto per uscire, tutti quanti, i più stretti lo sapevano. Fatto sta, dottore, che arrivò la scarcerazione e di conseguenza arrivò pure un'ordinanza di custodia cautelare in quel momento stesso e io fui bloccato e non potetti uscire né io e né Michele Sfregola. L'avvocato Rigò si dispiacque molto il fatto che non ero uscito e dai 50 milioni ne restituì 35 milioni all'avvocato Gironda dicendo che dato che non ero uscito si dispiaceva del fatto che non ero uscito e non volse prendersi i 50 milioni ma se ne prese solo 15. Tra me e l'avvocato Aricò non l'ho mai conosciuto personalmente, ma lui ha nutrito grande stima nei miei confronti. Si figuri, dottore, che io da novembre tutto poi finché non sono andato via da Foggia per il 41 bis io mandavo mio fratello Franco a portare masserizia a casa dell'avvocato Aricò. Cosa significa masserizia, scusi? Masserizia, dottore, significa che io gli mandavo delle primizie, gli mandavo dei cappelletti fatti a mano, dell'olio d'oliva un po' particolare che non si poteva trovare in nessun posto, del moscato stupendamente bello, del pesce come Dio comanda, perché io avevo anche dei pescherecci, dottore, magazzini di pesce, pescherie. E quindi li mandava tramite suo fratello? Guarda, mio fratello. Dove, nello studio o nell'abitazione privata? Nell'abitazione privata, dottore. Lei si ricorda dove abitava questo avvocato Aricò? No, dottore, ma mio fratello sì. Ho capito. Ricordo che dovevano celebrare una festa, una cosa del genere, ed era il mese di dicembre, del 1991. E io gli mandai una macchina piena di masserizia e pesce. Ho capito. L'avvocato Aricò aveva una grande stima nei confronti miei, dottore. Ho capito. Senta, e gli 800 milioni che fine hanno fatto? Dottore, gli 800 milioni sono volati via. Ho capito. Comunque lei aveva ottenuto il risultato, cioè l'annullamento dell'ordinanza, non è uscito dal carcere perché nel frattempo è sopraggiunta un'altra ordinanza, ho capito bene? Sì, e tramite l'avvocato Terlizzi mi disse che l'avevano detto da Roma, dalla Cassazione, che erano a mia completa disposizione in qualsiasi momento ne avrei avuto bisogno. Ho capito. E dopo un po' di tempo, per l'effetto dei nuovi provvedimenti di custodia cautelare, mio fratello feci far ricorso, dato che mi disse Gironda di Terlizzi: Salvatore, per il momento non facciamo ricorso in Cassazione noi, perché il clima è infuocato, perché l'ammazza sentenze, questo nomignolo che gli fu dato al Presidente Carnevale fu proprio derivato dal fatto della mia scarcerazione e fu chiamato il Presidente ammazza sentenze. Cioè, lei ricorda che questo appellativo di Carnevale ammazza sentenze gli fu attribuito proprio a seguito dell'annullamento di cui ha parlato sino ad ora? Ho capito bene? Sì, dottore. Ho capito. Dato che era un fuoco in procura a Trani proprio per questo effetto della scarcerazione a ciel sereno e via di seguito, perché la procura di Trani sapeva un'altra data che si doveva discutere il ricorso, ma invece si discusse il 27. Si fece il ricorso per mio fratello Leonardo e fu accolto il ricorso. Io non feci fare il ricorso sotto consiglio dei miei legali perché erano degli ottimi elementi tutti e due. Perché erano? Erano degli ottimi avvocati tutti e due. Non ho capito bene quest'ultimo passaggio, cosa vuol dire? Non fece il ricorso su consiglio dei miei avvocati perché erano gli ottimi elementi tutti e due, mi sfugge. Mi dissero che non era opportuno fare ricorso io in Cassazione proprio per il clima che si era creato e via di seguito, ma mi disse proprio di Terlizzi che a Roma erano a completa disposizione. Ottimi elementi che le ho detto, dottore, erano degli ottimi avvocati, io il consiglio loro lo accettai volentieri. Ho capito, ma quando lei dice ottimi avvocati intende dire che erano bravi professionalmente o questa espressione ottimi attribuisce qualche altro significato? Pure qualche altro significato? Dottore, diciamo, il rapporto intensi che avevo con l'avvocato Gironda andavano oltre i confini, dottore. Io con l'avvocato Gironda non l'ho mai chiamato avvocato, io per lui ero un figlio, un amico, un parente, un fratello, ero tutto per lui.
Ho capito. Poi l'avvocato Aurelio Gironda è il principe dell'ordine dell'avvocatura in Puglia, dottore. Ho capito. L'avvocato Terrizzi era anche un ottimo avvocato, ma non solo sulla carta, dottore, anche fuori carta, nel senso che li poteva aggiustare i processi. Ho capito. Senta, lei da allora è uscito più dal carcere? Cioè, poi è stato rimesso in libertà, riarrestato, oppure non è più uscito dal carcere dopo quell'arresto? Non sono più uscito, dottore. Ho capito. Quando ha iniziato a collaborare con la giustizia? Cioè, a collaborare con la giustizia, mandai i primi segnali verso giugno del 1992, dottore. Sì. Iniziai proprio i primi verbali furono nell'ottobre del 1992. E con chi cominciò a collaborare? Iniziai a collaborare con il dottor Francesco Mandoi della DDA di Lecce. E cos'è che Da allora, dottore, ho collaborato con tutte, si può dire, con tutte le procure d'Italia. Che cos'è che l'ha spinta a fare questa scelta di collaborare? Dottore, io per la mia decisione che presi in 2 secondi, dottore, non ho meditato la mia collaborazione. Con quella decisione, dottore, fu dovuta al fatto che nell'agosto, il 16 agosto 1991, fu ammazzato uno dei miei pupilli, un mio braccio destra, era una persona che io l'ho allevato, si può dire, dottore. E lui in casa mia, dottore, poteva sostituire la mia figura. I miei figli erano il mio figlio proprio. Lo chiamava zio Michele. Fatto sta, dottore, che quando fu ammazzato Michele, dopo uscì in televisione la fotografia di Michele. Al funerale, il bambino assistette al funerale che si tenne nel cimitero, alla sepoltura. Fatto sta, dottore, che quando io fui arrestato, dopo qualche giorno al mio arresto, che ci fu l'interrogatorio, uscì in televisione la mia fotografia e il bambino a mia moglie gli disse: mamma, papà come zio Michele. Sa, dottore, io non lo facevo venire a colloquio, sto bambino successe che dimagriva, non cresceva più il bambino, dimagriva ma non cresceva. Sotto tante visite mediche che furono fatte con esperti specialisti, dottore, mia moglie riscontrò con uno specialista che il bambino soffriva di deperimento organico per mancanza di affetto paterno. Io, dottore, non sono stato mai rimproverato da nessuna persona al mondo perché non mi sono messo mai nelle condizioni di farlo. Mia moglie è stata la persona che mi ha rimproverato in vita mia. Poi non ne parliamo, dalla collaborazione, tutte le umiliazioni che abbiamo potuto ricevere, non c'è problema. Oramai la decisione è stata quella. E mia moglie nel carcere mi disse: perché quando avevi in mente di fare una certa vita, perché hai messo al mondo una famiglia? Dissi: ma Giuseppe, ma che mi dici? E disse: sì, per colpa tua sta morendo tuo figlio. Tuo figlio soffre di deperimento organico di mancanza di affetto paterno. Io, dottore, lì per lì non sapevo più reagire. Come mia moglie stava andando via, in compagnia sua c'era mio fratello. Chiamai mio fratello e gli dissi: senti, come vedi un carabiniere che io sapevo che era una persona che si poteva fidare, faceva parte dei ROS, sto carabiniere, mi disse: come vedi, digli che mio fratello ti vuole parlare e lui capirà. Così avvenne, dottore, solo che io ne avevo già anche parlato, subito dopo ne parlai con l'avvocato Gironda e lui mi disse che ne avrebbe parlato col procuratore capo di Bari, De Marinis. Fatto sta, dottore, che Gironda mi disse: Salvatore, dammi il tempo necessario, e spero sono contento di questa tua decisione che stai prendendo. Fatto sta, dottore, che il procuratore De Marinis gli disse di cercare di parlare con me, vedesse la situazione, disse: c'è bisogno che si pente, che ti segui. Fatto sta, dottore, che io dalla mia decisione da stare nelle carceri dove non mi mancava niente, dove avevo 2 telefonini, avevo una pistola, avevo tutto quello che possa desiderare un principe, dottore. Tutto avevo. Dentro il carcere? Nel carcere, dottore, non
non c'era cosa che io non avevo, cosa volevo, quello ricevevo, e dalle mie dichiarazioni furono state guardie carcerarie e via di seguito, sono stato condannato a condanne pesantissime. Cocaina, whisky, profumi, tutto. Poteva avere dentro il carcere. Ho capito bene? E come faceva ad avere tutto questo dentro il carcere? Avevo le mie guardie. Ho capito. Cocaina, whisky, profumi, tutto. Poteva avere dentro il carcere. Ho capito bene? E come faceva ad avere tutto questo dentro il carcere? Avevo le mie guardie, dottore, che mi portavano tutto. Aveva le sue guardie carcerarie o guardie, cioè uomini del suo gruppo? Mi faccia capire. Le guardie carcerarie, dottore. E perché lo facevano? E per soldi, dottore. Ho capito. Va bene. Come le sta dicendo, dottore, da questa mia decisione fui trasferito col 41 bis a destra e a sinistra. Si figuri, dottore, che il pubblico ministero non sapeva dove io mi trovavo. Da Ascoli Piceno all'Asinara, poi venni in Italia, io la chiamo Italia perché l'Asinara non la chiamo Italia io. Per l'udienza preliminare che si doveva tenere il 29 di settembre 1992, che io sapevo già che dovevo andare a decorrenza termine. Si figuri, dottore, io per mio figlio rifiutai il mio potere, i miei miliardi, mi avevano fatto una confisca di miliardi di beni e io non mi preoccupavo perché sapevo che me li dovevano ridare. Scusi un attimo, c'è stato un passaggio che lei ha detto, vorrei capire bene. Lei il 29 settembre 1992 doveva uscire al carcere per decorrenza dei termini, ha detto questo? Perché, dottore, si doveva tenere l'udienza preliminare e io, tramite i miei avvocati, sapevamo che non si poteva tenere l'udienza preliminare perché non ce la facevano a fare le trascrizioni, non ce la potevano fare, dottore. E dato che io il 1° ottobre facevo un anno di carcere e andavo a decorrenza a termine, anche volendosi prendere qualche mese ancora di proroga, non ce la facevo ugualmente. Io rifiutai tutto questo, dottore, per il bene di mio figlio. Diciamo, io non mi sono pentito perché non potevo mangiare o perché avevo paura che mi ammazzavano qualcuno, perché di questi problemi non ce n'erano assolutamente, dottore. Avevo un esercito di uomini che sparavano per me come Dio comanda. Avevo un introito di miliardi mensilmente, dottore. Ho capito. Che cosa non controllavo? Va bene, può bastare così, grazie.